Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti a Sesto, al Paladante, la sesta giornata di campionato di Serie C1 futsal maschile. Sesto Sardigna contro Villa Cidrese calcio a 5. Vediamo chi calcerà questo calcio di punizione. Schia l'arbitro. È uno schema 1-2 e poi arriva il gol di Belleboni sull'1-2 con Tola. 1-0 per il Sesto Sardigna. Carletti, parallela verso Arguig, non si sente di calciare, ancora Carletti, palla verso il 3, ancora Carletti con la punta. Fa 2-0 per il Sesto Sardigna. E poi arriva il gol della Villa Cidrese con Casti che riapre tutto. 2-1 al Paladante. Aramu pescato in avanti, eccolo il gol del capitano che bacia lo stemma. 3-1 per il Sesto Sardigna. Carletti, doppio passo va sul destro, calcia Carletti, primo palo, buca Muscas. 4-1 per il Sesto Sardigna che adesso comincia a segnare sempre di più. E poi arriva il gol del 4-2 con Loddo, la trama su Murgia. 4-2 il risultato, 17:55. Prova a ripescare il pareggio alla Villa Cidrese. Calcio di punizione che andrà a battere De Sousa con una rimessa, con una rincorsa lunga. Uno schema per il gol della Villa Cidrese che la riapre con Loddo. 4-3 il risultato, è tutto aperto al Paladante. Tola deve chiudere sul Loddo, ci riesce senza fallo. De Sousa recupera, occhio pericoloso, Loddo! Pareggia la Villa Cidrese, 4-4 sul tabellone. Da 4-1 a 4-4 il pareggio della Villa Cidrese con Loddo. Casti, 10 secondi. De Iola, la palla verso Pistori. De Iola, 5 secondi, non c'è tempo. Loddo calcia Valdes, poi da dietro finisce il match. La Villa Cidrese guadagna un punto importantissimo in rimonta a Sesto, al Paladante contro il Sesto Sardigna. 4-4 il risultato fra le due squadre. È stata una partita davvero molto bella.